Il viadotto San Gisipuzzu, che collega il centro città tra la via Imera e la zona del piazzale Rosselli con la statale 189 Agrigento-Palermo, è un pericolo costante per gli automobilisti. La strada è costellata di grosse buche. Al centro della carreggiata asfalto disconnesso, dossi, giunture rialzate ed è poi carente di segnaletica. Il problema è aggravato dal fatto che la strada in questione è un'arteria di collegamento molto trafficata per la chiusura della statale 640. Vi sono pochissimi segnali stradali, raramente rispettati. Macchine, camion, autobus sfrecciano non rallentando e si imbattono in una serie di buche pericolosissime. Osservate con attenzione il rimbalzo delle automobili al contatto con le buche. Il rischio di perdere il controllo del mezzo è altissimo, anche per le sterpaglie e l'erbaccia, alta anche 3 metri, che da mesi invadono la carreggiata senza che nessun ente competente prenda provvedimenti. Che vergogna! Il guardrail in alcuni tratti è nascosto, non si vede affatto. Gli automobilisti con la propria vettura devono stare bene attenti per evitare spiacevoli incidenti dovuti al rovinoso dissesto della strada. Perfino l'autoambulanza in emergenza è a rischio incidente. Percorriamo ancora il lungo viadotto per scoprire un'altra paurosa buca, profonda anche 30 cm e larga quasi 1 metro all'altezza della bretella che conduce al piazzale Rosselli. È sicuramente una delle buche più pericolose che vi sono ad Agrigento. Immaginate per un attimo se un motociclista dovesse prendere in pieno questa buca. Non una, ma una serie di buche che rappresentano un pericolo per le vetture che hanno già pagato dazio. Sul bordo della strada vi sono le prove inconfutabili dei danni subiti dalle automobili e dagli scooter in transito. La strada è spaccata in più punti e per scansare il pericolo servono manovre azzardate. Le buche vanno rattoppate con urgenza perché prevenire è meglio che curare. Molti centauri sono già caduti per terra in questa zona e alcuni sono dovuti ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale di Agrigento. Finora, e per fortuna, nessuna vittima, ma se dovesse scapparci il morto, non servono tanti soldi per asfaltare le strade, coprire le buche. Volere e potere, la vita umana non ha prezzo.